Buongiorno a tutti, eccoci qui per la nostra solita diretta bisettimanale sugli aggiornamenti delle ultime 2 settimane e le prossime 2. Allora, iniziamo subito con le ultime escursioni fatte nelle ultime 2 settimane. Beh, sono stato abbastanza attivo anche perché ho avuto una settimana di ferie, quindi sono andato a vedere parecchi luoghi in provincia di Pordenone e anche provincia di Udine. Tra l'altro ho visto un bellissimo poligono, un borgo abbandonato, ho camminato sul ponte sospeso, delle opere della fanteria d'arresto, molto belle, una piccola stazione, casello abbandonato e delle misteriose caserme. Misteriose nel senso che poi il mistero si è dissolto nel fatto che cercavo una caserma della finanza, ma ne ho trovata un'altra. In realtà quella che ho trovato era il dormitorio della caserma principale. Il dormitorio l'ho parzialmente visitato, la caserma principale è blindata, quindi non sono riuscito a visitarla. Inoltre colgo l'occasione per dirvi che ho pubblicato oggi un video perché poche ore fa ho raggiunto i 10.000 iscritti nel canale e questo quindi è un video dedicato a voi per ringraziarvi. Siete tanti, tantissimi, sempre di più, mi seguite. Io ancora riesco a tenere botta a rispondere a tutti. Non so per quanto ce la farò perché vi dico ultimamente la quantità di messaggi che mi arriva al mese è circa 2000, quindi sì, io cerco di rispondere a tutti, però 2000 messaggi rendetevi conto che per un hobby non è poco rispondere a tutti. Bene, detto questo, ho fatto anche parecchi shorts, sempre su luoghi dove per esempio non sono potuto entrare, ma per rispetto ho fatto solo un video breve da fuori, ecco. E sono stati molti, anche luoghi naturali, tipo dei fiumi, dei torrenti, delle pozze cristalline, il bellissimo cimitero, quello in Slovenia, tagliato dal confine. Insomma, guardateli se non li avete già visti tutti. Per le prossime 2 settimane, io non so se mi sentite, sto malissimo, malissimo. Sto veramente malissimo. Ho preso tanto freddo al lavoro di notte, lavorando, e questa settimana ho paura che dovrò, oltre che stare in malattia, dovrò anche saltare le mie escursioni questa settimana. Quindi si parla ormai della prossima, cioè della prossima intendo fra 2 settimane. Vediamo, vorrei andare a Udine Nord a visitare dei bunker e anche lì dei luoghi molto interessanti, anche le cave del Predil che sono molto belle, ci sono parecchie storie interessanti da raccontare. E in provincia di Pordenone ho ancora tanti luoghi, grazie ad Andrea, grazie a Michele che me li hanno segnalati e anche grazie ad altri. Purtroppo io non mi ricordo tutti i nomi, vi dico, è già un miracolo che ricordo i nomi dei miei 2 figli, quindi scusatemi se non ricordo i nomi di tutti, ma appunto siete 10.000, siete veramente tanti, anche se non tutti i 10.000 mi scrivono. Cosa vi posso dire? Niente, io chiuderei il collegamento ringraziandovi tutti. Ringraziandovi tutti ancora per questo grande obiettivo dei 10.000. Adesso si va verso i 20 ovviamente. E io continuo a produrre video in continuazione e questa settimana purtroppo credo che non riuscirò a farne la settimana entrante perché appunto mi sentite, sto veramente, veramente male, ho anche la febbre. Quindi io quando mi capitano queste cose con la rinite cronica non respiro. Ho la testa che già è grande di suo e me la sento grande così, veramente gonfia. Quindi niente di grave, però per alcuni giorni, almeno 6-7 giorni, non posso andare a fare escursioni, devo guarire bene. Diciamo che lunedì prossimo, fra 8 giorni, sarò guarito perfettamente e potrò fare nuove escursioni. Allora io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona domenica sera. Io adesso vado a guardarmi la TV perché sono a casa appunto malato e niente, cosa vi devo dire? Grazie ancora, grazie perché se il canale va così bene è ovviamente grazie a voi e voi direte è grazie ai tuoi video, certo, e allora è una collaborazione, io faccio i video, voi li guardate, io sono contento di farli perché mi diverto a farli, voi siete contenti di guardarli perché vi piacciono, meglio di così non potrebbe andare. Buona serata a tutti.